Seratista di merda. Prenota subito, prima che sia troppo tardi. Ma finitela, Italia non è vostra Italia, capito? Di chi è? Va ora in onda la catapulta. Buongiorno Padania! In diretta dalle frequenze di Radio Padania Libera, questa è la catapulta. Buongiorno a tutti, questa è la catapulta, ben ritrovati da Zaffarano Federico. Oggi con me sempre e comunque c'è il Fulvio, c'è? Facciamo coppia fissa, Zaffa. Sì, vabbè, attenzione a dire coppia fissa, poi sembra cose strane, Fulvio. No. Allora, Fulvio, oggi è domenica, è una bella giornata, però noi siamo sempre qua felici e sereni con i nostri ascoltatori. È uscito anche il sole adesso. È uscito anche il sole. Prima pioveva col sole, cioè ormai anche il tempo è impazzito, vabbè. Sì, tutti fuori di testa, anche il meteo. Anche Benissimo, il meteo. benissimo. Andiamo avanti così, che andiamo avanti bene. Allora, Fulvio, abbiamo una puntata molto interessante oggi. Tra l'altro avremo un ospite che ci parlerà di un'iniziativa molto particolare e che speriamo possa veramente dare un impulso definitivo al nostro futuro, in ottica di maggiore autonomia per la nostra regione. Esatto. Nella speranza prima o poi di ottenere l'indipendenza. Oh, dai. che bella parola che è indipendenza. Che bella parola. Allora, facciamo una cosa, visto che gli argomenti che tratteremo sono interessanti e vogliamo che i nostri ascoltatori interagiscano con noi, ricordiamo i numeri di telefono. Il numero di telefono per chiamarci è sempre lo stesso, ovviamente, 0266 203529. Mentre invece se ci volete mandare un messaggino 346 64 277 56. Allora, Fulvio, iniziamo da un argomento che in realtà abbiamo trattato tempo fa, e cioè delle due fantomatiche ragazze cooperanti che sono state rapite in Siria, cioè Greta e Vanessa. Adesso pian piano vengono fuori un po' bravo, esatto, la parola, Fulvio, hai detto la parola esatta. Sto azzeccando gli altarini. Allora, però, prima di avviare tutto il discorso, ascoltiamo quello che dice Matteo Ramelli, fratello di una delle due, alla liberazione delle due nostre amichette. Vai! Perché se no non esco dal cancello. Andiamo di là. No, davanti alla casa. Davanti alla casa è meglio. Ce n'è per tutti. Tranquilli ragazzi. Vieni avanti, Ok, è un vicino di casa. Ciao Veronica, ciao. Niente, sono stati bravissimi. La Farnesina ci è stata vicina emotivamente, fantastici, e ringraziamo tutti gli italiani, prima di tutto, lo Stato italiano e l'unità di crisi, che è qualcosa di eccezionale, l'equipe migliore al mondo. Lo sappiamo oggi, ce l'hanno detto, ci hanno informato, ci hanno tenuto durante, e dopo vabbè. I giornalisti arrivano sempre. Matteo, quando siete stati informati? A che ora siete stati informati? Siamo stati informati da Farnesina e poi mia mamma ha ricevuto una telefonata da Matteo Renzi. È stato pagato un riscatto, Matteo? È stato pagato qualche riscatto, Matteo? Ma questi sono affari della Farnesina e dello Stato italiano. Chi ha ricevuto la Qua la frase epica, eccola qua. Sono affari dello Stato italiano. E no, caro Matteo Ramelli, no, non sono proprio affari dello Stato italiano, perché lo Stato italiano viene finanziato da noi contribuenti, Fulvio. No, oltretutto vediamo come abbia già assunto il ruolo della celebrità davanti alle telecamere. Sì, è vero, si è mosso in maniera molto disinvolta, però, cioè, nel senso, lui non può dire chi se ne frega, è lo Stato italiano, no, perché comunque siano i casi. Esatto, Fulvio, perché qui sono stati finanziati dei gruppi terroristici. Come? 12 milioni di euro praticamente per Kalashnikov e carri armati, che sia chiaro. Ma giusto per dare la grandezza della cifra, l'attacco terroristico di Parigi sembra sia stato organizzato con soli 20.000 euro. Quindi pensate cosa si può fare con 12 milioni di euro. Milioni di euro, che poi
il ministro Gentiloni, che durante l'informativa alla Camera dica non abbiamo pagato nessun riscatto. Allora, a parte il fatto che l'Italia paga sempre i riscatti, Esatto. è storico, Lo sa in questi tutto sono il fatti, mondo. quindi, cioè, è inutile che faccia il buon samaritano. Punto primo. Punto secondo, è veramente incredibile che la gente ci creda a queste balle, perché, Esatto. e che ci creda ancora di più che queste siano cooperanti. No, perché comunque ricordiamo che allora, adesso giusto per fare un escursus storico, adesso come adesso in Siria c'è un governo legittimo, Esatto. che è il governo di Assad, che quindi è legittimo e governa il paese. Cosa è successo? È scoppiata una guerra civile di fatto, Sì. dove al regime di Assad si sono opposti gruppi terroristici Filoislamici. sì. Non c'è stato un intervento, cioè c'è stato un intervento da parte degli Stati Uniti, diciamo le cose come realmente sono accadute, a sostegno di queste persone nello scorso anno, nei mesi precedenti. Sì. Poi ci si è accorti che forse si stava incominciando a finanziare la parte sbagliata e che questi islamici in realtà erano terroristi, e non a caso e poi è stata fuori la questione dell'ISIS, questo Stato islamico è stato fondato, questo nuovo califfato, e queste due ragazze sono andate in Siria a sostenere questi combattenti. Esatto, Fulvio. I combattenti che adesso fanno parte dell'ISIS. Ricordiamo che queste stesse ragazze partecipavano a manifestazioni in Italia pro ribelli, quindi i soggetti che combattevano, fatto delle foto con la bandiera dei combattenti islamici, esatto, che combattevano quindi il regime di Assad, e loro volontariamente sono andati in questi territori di guerra a sostegno del gruppo terroristico di fatto. Sì. Peraltro c'è stato questo scoop che è stato presentato sul Fatto Quotidiano, dove loro dicevano che erano stati portati degli aiuti umanitari, e invece così non era, perché ci sono delle ricevute di acquisto per dei kit di aiuto di medicinali e quant'altro, ma ad uso militare. Esatto, cioè esatto. non ad uso civile, quindi non stiamo parlando di latte o di cibo di vario genere, Che no? è stato comprato appunto in Turchia lo scorso 12 maggio, notizia Quindi, cioè, del evidentemente giornale. quando si dice era meglio che rimanevano là insieme ai loro amichetti, cosa che ho detto anch'io, forse non si Oltretutto sbaglia. ricordiamo che nel video che era stato pubblicato verso la fine di dicembre, con data 17 dicembre, se loro avevano un cartello sotto il 17 dicembre, parlavano comunque di essere in una condizione precaria per quanto riguarda le loro vite, quindi anche in pericolo di morte. E invece, Fulvio? Cosa che è stata totalmente smentita adesso, appena sono tornate, dicendo che sono state trattate bene, che nessuno le ha fatte del male, diventate eccetera. Anzi, ci sono stati dei rapporti sessuali. È girata questa voce, ovviamente è tutto da verificare. È vero, è tutto da verificare. È tutto da verificare, però insomma nessuno ha usato violenza. Quindi allora hanno fatto questo video in cui dicevano: se qua ci stanno per ammazzare, veniteci a prendere, la situazione è disperata. Poi tornano belle a casa, tutte belle paffute, anche lì. Cioè, quando non si è mai visto. Cioè, uno che viene rapito rimane in una condizione di prigionia, di carcere, tutto quanto, sei mai visto che torna bello ingrassato, bello paffuto? Cioè, di solito uno torna deperito, a volte purtroppo magari che ha subito delle violenze e altro. Queste persone sembrano quasi che siano andate in villeggiatura. Vabbè, comunque, oltre magari è bella la Siria in questo periodo. Però una villeggiatura costata 12 milioni di euro, sinceramente, mi sembra un po' eccessivo. E quindi niente, siamo andati a recuperare queste due ragazze, pagando un bel riscatto di 10 milioni di euro, mentre ancora, ricordiamo, abbiamo due marò della Marina Militare che sono bloccati in India, per i quali... uno adesso è qui. Qua perché poverino ha avuto un problema di salute molto grave, tra l'altro. Il nostro sostegno, assolutamente. E quindi adesso ovviamente è qui in Italia per le cure. Invece, insomma, per i marò nessuno che si muove, nessuno che fa niente. Gentiloni adesso come adesso fa il fenomeno di aver portato a casa queste due ragazze, ma dei marò si è totalmente dimenticato. Sinceramente però sono anche un po' deluso dal fatto che la gente forse un po' si sta un po' svegliando, però le persone, cioè quasi che festeggiano, sono contente che sia tornata a casa, per l'amor del cielo, cioè nessuno vuole che successe del male a queste ragazze, però signori, queste comunque sono andate a cercarsela. Oltretutto sono andate a sostenere
quegli individui che stanno diffondendo il panico in tutta Europa e in tutto il mondo, cioè non lo so. Ma tra l'altro, guarda Fulvio, noi stiamo assistendo a delle gravi lacune, delle gravi mancanze nella politica internazionale, o meglio, la politica estera internazionale, perché abbiamo l'Italia che anni fa non è riuscita a riportare indietro subito i 2 Marò pur avendone il diritto. E quindi ci sono stati dei grossi problemi. Abbiamo visto come la Francia abbia avuto dei grossi problemi legati all'intelligence, che poi sono scaturiti in questi attacchi terroristici. Abbiamo visto come l'America di Obama, tanto inneggiata dalla nostra sinistra, evidentemente hanno preso molto esempio, perché abbiamo visto che ancora hanno avuto dei grossi problemi. Allora, prima sono andati a sovvenzionare, perché questa è storia, fisicamente, quindi con soldi, l'ISIS, per poi combattersi per fare un rispetto ad Assad, quindi alla Russia, perché Assad, ricordiamo, è un forte alleato della Russia di Putin. E poi, altro grave errore, quello di non presentarsi alla manifestazione avvenuta domenica scorsa. Quindi sono tutta una serie di escalation di gravi errori di politica estera di diversi paesi. No, è vero, ma infatti la situazione secondo me è ingestibile. Per come adesso la stanno trattando, veramente le conseguenze potrebbero essere pesanti. Ricordiamo che Alfano negli ultimi giorni si è vantato di aver espulso 9 pseudo-terroristi. Aspettato che però morisse della gente. Sì, poi, ci rendiamo conto, 9. Cioè, stiamo parlando di 9 cristiani. Cioè, ma ragazzi, ma queste sono cellule terroristiche che contano... 9 cristiani non lo so, Fulvio, devo essere sincero. 9 persone, ha ragione, intendevo come cristiani nel senso di persone, di individui. Però, cioè, queste sono cellule terroristiche che probabilmente contano migliaia di persone, e Alfano si vanta di aver espulso 9 persone. Qua è necessario un controllo dettagliato delle frontiere, controllando chi entra e chi esce, e poi soprattutto una volta cosa accade all'interno dei centri islamici. Non siamo perbenisti, cioè effettivamente andiamo a vedere cosa succede all'interno di questi luoghi, che molto probabilmente, sicuramente saranno anche luoghi di culto, ma saranno anche luoghi di altro, no? Certo, perché comunque è innegabile che c'è una visione dell'Islam che è una versione comunque non moderata. Ma io onestamente la visione di un Islam moderata la vedo sì e la vedo no. Io ero in radio con il Brando giusto l'altro giorno, abbiamo mandato un video dove facevamo vedere che quando c'era la telecamera dicevano una cosa, quando poi non c'era la telecamera ne dicevano un'altra, e allora evidentemente qualcosa che non va. Cioè, poi abbiamo ricordato anche durante diverse puntate come ad esempio la Turchia, che è un paese tra virgolette civile in cui dovrebbe entrare nell'Unione Europea, si pensa prima o poi, dei 20 giornalisti sono stati arrestati perché avevano utilizzato il diritto della libertà di stampa. Ma probabilmente molto dipende anche dall'integrazione, secondo me, che queste persone hanno nella nostra società. È chiaro che ci troviamo di fronte a società totalmente diverse. Non possiamo dire che il nostro mondo sia uguale a loro, perché non è assolutamente vero. No, assolutamente no. Se pensiamo al rispetto dei diritti civili, il rispetto del diritto sulle donne, ovviamente... Ma tra l'altro, Fulvio, rispetto delle donne, ma tu hai mai sentito parlare a Boldrini che si prodiga per 1000 diritti anche su cose veramente folli? Però del burka, di infibulazione, perché non parla? Perché non parla? È la terza carica dello Stato. Ma penso che faccia più parole che fatti, dai. L'onorevole Boldrini è la terza carica dello Stato. Molto probabilmente all'interno di quelle stanze non meriterebbe nemmeno di pulire i cessi. Perché è scandaloso che questi termini non vengano presi in considerazione. Tutte le femministe, i vari movimenti femministi che abbiamo avuto nel nostro paese, dove sono quando viene meno la difesa della donna? Facciamo una cosa, mandiamo un contributo di un video che si può anche vedere sulla pagina Facebook della Lega. È un estratto di un articolo di Piazza Pulita, di un video di Piazza Pulita, dove al centro islamico di Viale Jenner a Milano, dove ricordiamo si era fatto indottrinare uno dei terroristi di Parigi. Esatto, mandiamo il video. È morto 12 persone. Noi l'Islam non vogliamo questo, ma andate a fare tutte le cose giuste, come quelle che è morto 12, quella che è Siria, l'Iraq e le cose che muoiono là, e nessuno parla. Non si tocca il profeta. Il nostro profeta Muhammad, io sono pronto a morire per lui
100 volte in giorno, non si tocca il profeta. Secondo te? Essere sicuro che tutti questi musulmani nessuno vuole che qualcuno tocca il nostro profeta. Arriva qualcuno perché lui ha studiato un po', dice un sacco di patate dal nostro profeta, allora lui merita di morire. Non c'è bisogno, Ascolta, signore. non c'è bisogno di raccontare tutto questo, non c'è bisogno. Non è d'accordo? No, prima lei parla con me, quando finisco tu parla. Certo, però... No, però quando finisco io, quando finisco tu parla. Certo. Lasciami parlare. Ok, va bene. Grazie. Comunque anche, lasciami parlare. Finisco la mia idea, dopo parla tu. اوكي però dobbiamo لازم تكون شوي انت لازم تفهم انت كمان لازم تفهم انه انك دينك تموت عليه. طبعا انا وياك. طبعا انا ما نحكيش مع امراه اولين ساعه تفضل عليه بصراحه. Questo è il centro islamico di Viale Jenner. Qui le telecamere non possono entrare. Scende a parlarci questo ragazzo, uno dei responsabili della direzione. Quando vede queste immagini, la prima... Quali immagini? Quelle di Parigi. La prima cosa che le viene in mente qual è? È terrorismo. Già terrorismo, giusto per puntualizzare l'Italia, terrorismo io quando lo vengo a interpretare è un terrorismo generale. Chiunque vive nel terrore. Intanto le persone che sono state attaccate in quella sede lì era per dire coloro che non rispettano, che fanno troppa satira, quelli verranno attaccati. Innanzitutto. Non sto giustificando il fatto, sto puntualizzando. Per me è una storia che è stata fatta per strumentalizzare la cosa. Per me personalmente, come l'attacco dell'11 settembre, come tutte quelle grandi storie che sono uscite, giusto per avere il nemico da indicare, dico di dire, quelli loro che fanno saltarinare, loro che ammazzano la gente. Se questo si fa al grido di Allahu Akbar in pieno centro, da persone che vengono certificate a essere affiliati qaedisti, si può parlare di terrorismo? No. Terrorismo è quando chiunque ha paura di un qualcosa, ma sono su tutti i fattori. Eccolo qua, questo era il video che potrete vedere sulla pagina Facebook Lega Nord Padania, dove l'ultima persona che stava parlando era teoricamente un responsabile del centro islamico appunto di Viale Jenner. La cosa che però più fa riflettere, quello dell'Islam moderato, quello che vorrei sottolineare, è che a un certo punto, quando questi due interlocutori hanno iniziato a parlare in arabo, l'uomo ha detto alla donna di tapparsi la bocca perché era donna. Allora Fulvio, prendiamo subito una chiamata di un nostro ascoltatore. Pronto? Buongiorno a tutti ragazzi, Buongiorno. sono Isetta. Ciao Isetta. Ecco, io volevo darvi una spiegazione doverosa a tutti noi, anche non soprattutto a voi due. E allora adesso veniamo al dunque, perché molti fanno confusione. La parola Islam vuol dire sottomissione, quindi il fedele musulmano accetta di essere sottomesso in tutte le sue espressioni della vita. Poi l'Islam non fa differenza tra religione e privato, è come se il sindaco un domani andasse in chiesa a pregare. Questo è l'imam a cui tutti i fedeli musulmani devono assoluta obbedienza. Ora ragazzi veniamo alle cose che più interessano all'Islam e qua stiamo molto attenti. Il sogno dell'Islam è quello di un califfato mondiale il cui centro sia il Vaticano di Roma. Questo è sempre stato per loro un sogno già da secoli, dal 300 al 400. Ecco. E ora si appresta a realizzarsi. Questo sogno, certo ragazzi, non è una cosa di oggi o domani, ma a sentire i capi musulmani e nei loro obiettivi futuri. Ora c'è una guerra sulle montagne dell'Iran, vicine alla Turchia, quindi all'Italia, e hanno costruito un piccolo califfato, ma a detto degli stessi musulmani è solo l'inizio, quindi dall'Iran si passerà alla Turchia e dalla Turchia all'Italia. Questo è il passo secondo me. Mi fanno ridere quelli che dicono accoglienza, niente, secondo me via dall'Italia e dal nostro paese. Questa è solo l'unica salvezza dell'Italia. Sì. Vi saluto, arrivederci. Grazie per l'intervento. Beh, Fulvio, è anche quello che dicevamo, cioè bisogna stare attenti. Allora, abbiamo un'altra chiamata, la sentiamo subito. Prego, buongiorno, benvenuto alla Catapulta. Pronto, buongiorno. Io chiamo dalla provincia di Milano
Sì. Mi chiamo Paola, Monza Brianza. Bene, anche noi siamo io sono della provincia, il Fulvio è proprio di Monza. Ok, ecco. Senti, io mi ricollegavo anche alla trasmissione che vi ha preceduto. Sì. Allora, quello che sto per dire forse è un po' forte, però me lo sento, volevo sapere un attimino se sono io che sbaglio, avere un attimino il vostro punto di vista. Allora, se il prototipo di questi signori della sinistra di una società è quello che porta avanti l'ideologia gender, cioè l'istruzione della famiglia, non si capisce più chi è la donna e chi è l'uomo, i figli vengono adottati. Forse è meglio che venga avanti l'Islam a questo punto. No, direi proprio. Allora, no, io direi più un'altra cosa. Bisognerebbe invece dare la possibilità all'Islam di moderarsi, ma non facendo come vuole la sinistra, cioè di dirgli: va bene, tu vuoi professare la tua religione, ma devi farlo nel rispetto dei paesi dove tu stai entrando. Mentre invece per quel che riguarda l'ideologia gender, gay, lesbo, quant'altro, sicuramente, allora, noi abbiamo sempre parlato di libertà, quindi una persona è giusto che nella propria camera da letto faccia quello che vuole. Secondo me invece il vero punto fondamentale e centrale è che le istituzioni difendano la famiglia come tale, e cioè padre, madre e figli. Poi, se giustamente delle persone che hanno dei gusti sessuali diversi da quelle che sono, tra virgolette, la normalità, vogliono convivere, vogliono fare altro, benissimo, vogliono accedere a dei diritti tipo quelli sanitari o comunque legali di vario genere, che possono essere quelli della trasmissione di beni, successioni, quant'altro, è corretto darglieli, ma quella non è famiglia, cioè la famiglia è intesa in maniera completamente diversa. Sono d'accordo con voi. Posso parlare un secondo? Sì, certo. Sono ancora in linea. Sì. Ecco, però, visto che questi signori della sinistra, che comunque sono maggioranza, perché mi sembra che comunque la sinistra tanti pecoroni ce li abbia ancora, no? Ah sì, certo. Se il suo scopo, la sua ideologia è quella del gender, di portare avanti queste cose, che si mettano d'accordo, cioè non possono dire accoglienza al discorso dell'Islam e poi portare, cioè, perché sono due cose che si contrappongono agli antipodi, per cui a questo punto se la loro ideologia, quella di distruggere la società così com'è portata avanti, cioè basata sulla famiglia, da quale io sono perfettamente d'accordo, cioè io non sono assolutamente dalla loro parte, però dico, allora a questo punto ben venga l'Islam, che così almeno, perché visto che noi vogliamo questo, vogliamo distruggere quello che siamo come società, come famiglie, eccetera, a questo punto ben venga l'Islam, che così almeno imparano. C'è da dire però che l'Islam non è che rispetti proprio le nostre regole sociali, appunto per quanto riguarda per esempio il discorso della donna, tante volte preso ad esempio, cioè, io non sono d'accordo che ben venga l'Islam, comunque la donna deve essere rispettata, tutelata, sì, deve essere considerata pari rispetto all'uomo. Anche nell'intervista che abbiamo visto prima abbiamo notato come si pongano alcuni musulmani nei confronti delle donne, comunque le vedono come esseri inferiori. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, quello che diceva giustamente l'ascoltatrice di prima, è che cioè che l'Islam vuol dire sottomissione, quindi sì alle libertà, ma no a quello che è invece la sottomissione, o comunque che un'ideologia venga imposta a qualcun altro. Questo è un altro discorso. Allora, questo non è solamente un discorso religioso, questo è un discorso culturale, cioè non si può cancellare la nostra cultura così da un giorno all'altro, e comunque non possono farlo mai. Allora abbiamo un'altra chiamata, Fulvio, la prendiamo subito prima della pubblicità. Pronto, buongiorno? Sì, sono in diretta? Sì, buongiorno. Mariano da Friuli. Sì. E niente, solo per dire che io assolutamente non sono d'accordo con nessuna forma dell'Islam, nemmeno quello sciita, però ancora meno sono d'accordo col cattolicesimo mondialista. Ah sì, no? Certo, è vero. Internazionalista, che non ci porta da nessuna parte. Ecco, però riguardo a quello che diceva la signora, vorrei fare una precisazione. Sì.
in Russia adesso ci sono nuovi decreti legge che proibiscono ai pedofili, ai necrofili, la patente. Uno non può avere la patente essendo un necrofilo, un sadomaso dichiarato, uno condannato per reati di pedofilia. Cioè bisogna togliere la patente a questa gente. Perciò quel discorso che uno è libero a fare quello che vuole nella sua camera da letto, non è così. Non è che un pedofilo è libero a portare i bambini nella camera di letto e fare quello che vuole. Pornografia per i bambini, è libero fare nel suo privato. Non è vero, assolutamente. Allora, il discorso è che, è che ognuno poi è libero di fare ciò che vuole nella camera da letto, ad esempio tra 2 uomini, 2 donne che siano consenzienti e maggiorenni. Ma non difendiamo assolutamente la pedofilia o la pedopornografia. Cioè, e ricordiamoci che la Lega ha sempre dato avanti l'idea della castrazione chimica per questi soggetti, quindi assolutamente non è... Federico, Fulvio, abbiamo ancora un ascoltatore e poi andremo in pubblicità. Perfetto, allora abbiamo un'altra chiamata. Prego, buongiorno. Buongiorno, sono Francesco da Verona. Ciao, e Francesco. vorrei fare la mia esperienza personale. Sì. Ho una nipote che ha frequentato 5 anni di istituto magistrale con una ragazza islamica. Sì. Adesso ti dico le giovani leve delle donne islamiche lì che cominciano a capire e hanno avuto l'enorme possibilità di vedere cosa sia l'Occidente e confrontarlo cosa siano i paesi loro, gli si drizzano i capelli a pensare di dover riabbracciare quella situazione lì, ma non possono in nessuna maniera rivoltarsi, sono proprio in una maniera schiavizzata, sono le persone che stanno subendo le reazioni più gravi dell'Islam integrale, sono le loro giovani donne. Hai ragione, tant'è vero che a conferma di quello che stai dicendo abbiamo avuto dei casi in cui delle ragazze che volevano vivere all'occidentale sono state addirittura uccise dai genitori stessi, dal padre, perché secondo loro non potevano vivere come viviamo qua noi. Non si piegavano alle volontà di questa religione nei loro paesi, quindi... Esatto, allora ringraziamo fino adesso gli ascoltatori che sono intervenuti. Noi adesso andiamo in pubblicità, rientriamo, come dicevamo, con questa sorpresa. Ci sarà in collegamento Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega Nord in Regione Lombardia, che ci parlerà di un'iniziativa molto particolare. A tra poco. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Eccoci qua, siamo tornati dalla pubblicità. Abbiamo in linea, come dicevo, Massimiliano Romeo. Buongiorno e grazie per il tempo che ci stai dando, che tra l'altro è domenica. Ciao ragazzi. Ciao Max. Ciao Max. Facciamo ciao, che è meglio che buongiorno. Sì, non sì. sentire troppo vecchio. No, va bene. Buona domenica e buona Padania a tutti. Bravissimo, grazie anche a te. Allora, noi oggi ti abbiamo disturbato, ti abbiamo chiamato perché sei il promotore di un'iniziativa molto particolare che, sono sincero, a noi affascina, vero Fulvio? Ci ha fatto molto piacere. Sì, sì, e che è questo maxi schermo che teoricamente dovrebbe essere messo sul Pirellone e che farà da contatore sul residuo fiscale, cioè quello che la Lombardia concede a Roma ma che poi non ritorna indietro. Giusto Max? Sì, è proprio così. Diciamo che il promotore è il gruppo della Lega Nord della Regione Lombardia, che appunto ha chiesto nella votazione dell'ultimo bilancio che c'è stato a dicembre alla Giunta di mettere dei maxi schermi, non so, su Palazzo Lombardia piuttosto che anche nello stesso Pirellone, proprio per mettere in evidenza bene
quanti sono i soldi che i cittadini lombardi versano a Roma in più rispetto alle tasse che poi alla fine, cioè tasse che versano a Roma in più rispetto ai servizi che ricevono. Questa è una cosa molto importante, perché la nostra gente non è informata, non sa che noi, e questa è una ricerca che è stata fatta da Eupolis, che è il nostro ente regionale che si occupa di ricerca, che come cittadini lombardi versiamo allo Stato 47 miliardi di euro in più rispetto ai servizi che riceviamo. Voi capite che 47 miliardi di euro non sono pochi, quindi ci può stare che si faccia un po' di solidarietà verso le regioni che sono più in difficoltà, così almeno insomma non ci sono problemi, però 47 miliardi sono tanti. Facciamo conto che anche per rilanciare la nostra economia, dar da lavoro ai nostri giovani, togliere delle tasse pesantissime, certo. E quindi insomma questa è un'informazione che i cittadini devono sapere, e visto che nessuno sa niente, perché queste informazioni vengono opportunamente tenute nascoste, abbiamo detto, mettiamolo su dei tabelloni belli grandi, così tutte le volte che uno passa, e da su, essendo il Pirellone e il Palazzo Lombardia abbastanza alti, sì. tutti i cittadini possano, come si può dire, vedere e capire. Ecco, magari forse qualcuno può cominciare un po', magari può darsi che si sveglia anche un po'. Questo sì. è lo spirito dell'iniziativa. No, assolutamente, noi condividiamo questa iniziativa, anche perché poi dopo, ad esempio, Fulvio, quando si va a prendere il treno che poi ha dei problemi, ricordiamo che la Regione Lombardia subisce costantemente gravi tagli che non permettono di migliorare i servizi. Se avessimo la nostra autonomia, potremmo gestirli sicuramente in maniera decisamente migliore, giusto Max? Giusto, infatti noi non è che vogliamo, ripeto, vogliamo essere egoisti, ci teniamo tutto, per amor di Dio, però è anche giusto che insomma, anziché continuare a tagliarci, cioè noi che ci comportiamo bene, siamo una regione virtuosa, abbiamo debiti particolari, cerchiamo, la nostra efficienza comunque è certificata anche da Moody's, insomma, che ci ha dato un rating addirittura più alto dello Stato centrale stesso. Insomma, facciamo le cose per bene, anziché essere premiati, veniamo costantemente puniti e maltrattati. Tant'è vero che sui tagli della manovra economica fatta da Renzi, quelli più pesanti li abbiamo subiti noi come Lombardia. Insomma, allora, diamo a Roma più soldi di quello che riceviamo in servizi, molti più soldi di quello che ritorna indietro come servizi. In più ci comportiamo bene e continuiamo a essere penalizzati, perché anziché tagliare davvero dove si spreca, tagliano più noi. Insomma, voi capite, a questo punto siamo anche un po' stufati. L'autonomia è una rivendicazione giusta e sacrosanta del fatto che i lombardi dicano, insomma, le risorse devono rimanere di più sul territorio, e questo consentirebbe di riprenderci o affrontare meglio la crisi economica e l'intera penisola. Quindi non è un ragionamento egoistico, anzi è un ragionamento nel senso: liberate risorse qui al nord e alla fine facciamo andare bene tutto il paese. Però mi sembra che a Roma non capiscano No, anche perché speriamo che svegliando le coscienze dei lombardi, anche perché così vi do in anteprima questa notizia, il 17 di febbraio, che è un martedì, segnatevelo, perché è in previsione la votazione in Consiglio regionale per chiedere che la Lombardia diventi una regione a statuto speciale. Ottimo. Più autonomia e più risorse. Se riusciamo a far approvare quella possibilità lì, vorrà dire che i lombardi potranno andare a votare per dire vogliamo più risorse, vogliamo più autonomia. E a quel punto lì lo Stato romano dovrà prendere atto di questo e non potrà continuare a far finta di niente come sta facendo. Molto bene Max, anche perché ad esempio uno dei casi più emblematici era legato ai ticket, che adesso si parlava di aumenti e quant'altro, mentre invece in Lombardia addirittura si parlava prima di questi ulteriori tagli del governo Renzi per eliminarli completamente. Infatti, posso confermarti, perché era proprio in previsione, Maroni stava ormai preparando tutti gli atti amministrativi per procedere all'eliminazione del ticket in Regione Lombardia. Appena stava messo in moto questo meccanismo per eliminare i ticket, è arrivata questa mazzata dal governo che ci ha tagliato 1 miliardo di euro, di cui 700 milioni di euro solo nel campo sanitario, e questo ci ha impedito di eliminare i ticket. Però attenzione, nonostante tutto, è vero che noi li abbiamo eliminati per questa motivazione dei tagli, però è anche vero che non abbiamo aumentato le tasse. Esatto, cosa importante da sottolineare. Perché ci sono alcune regioni governate dai signori di sinistra, a partire da Chiamparino, ma l'Emilia Romagna e la Toscana e fra poco la Liguria, che cosa hanno fatto?
con la storia con la scusa dei tagli, ci ha tagliato il governo, hanno aumentato l'addizionale IRPEF ai propri cittadini. Ecco, quindi diciamola tutta, quindi noi è vero che se da una parte non siamo riusciti a eliminare il ticket per colpa dei tagli, però dall'altra almeno non abbiamo aumentato le tasse. Invece le altre regioni le tasse le hanno aumentate, certo. Questo per rendervi conto. Però insomma, se davvero ci tenessimo, prima vi ho detto quel dato, 47 miliardi di euro, mettiamo caso che ce ne tenessimo anche solo la metà, noi non solo elimineremo il ticket, ma il bollo, ma i trasporti ferroviari. Immaginate voi che beneficio avrebbe la nostra regione. Però c'è un problema, che i lombardi fino adesso non si sono mai resi conto. La Lega più del 25-26% in Lombardia non è mai andata. Bisogna smuovere le coscienze. L'80, no, il 90. È vero, assolutamente d'accordo. Quindi speriamo che i lombardi si sveglino, e voi che state facendo queste trasmissioni su Radio Padania contribuite sicuramente a dare la sveglia a tanti lombardi, con la speranza che ci ascoltino. Perfetto. Guarda, tra l'altro, Max, abbiamo un ascoltatore che vorrebbe farti un paio di domande e te lo passiamo subito. Va bene. Pronto? Pronto? Sì, siamo noi in linea con Massimiliano Romeo, prego. Ah, perfetto, sono io. Volevo chiedere una cosa a proposito di ticket. Sì. Lei mi deve spiegare perché su una risonanza magnetica si pagano abbiamo pagato 36 euro di ticket e 30 euro per la finanziaria. Mi volete dare questa spiegazione per cortesia? Grazie. Sì, perché la spiegazione è questa, perché nel ticket che si paga c'è la parte ovviamente legata alla quota della Regione Lombardia, che noi è quella che possiamo, come si può dire, ridurre o eliminare, ma esiste una quota relativa allo Stato centrale. Infatti qui si è innescato anche un meccanismo per cui se la Regione Lombardia dovesse decidere di eliminare i ticket, noi siamo certi che lo Stato qualcosina da dire avrebbe, perché a quel punto non percepirebbe la sua parte, che è quella, quei famosi 30 euro che faceva riferimento adesso la signora, che sono la quota fissa che si paga per lo Stato centrale. Quindi voi capite che ci sono questi meccanismi, quindi questo è il motivo, perché lo Stato si tiene una parte, come sempre ci frega che ha messo lui e che se la porta via. E quindi questo è spiegare il perché purtroppo lo Stato, come diciamo prima, oltre a chiederci più soldi rispetto ai servizi che ci dà indietro, ci chiede anche delle tasse che non spetterebbero neanche a lui, perché a Regione Lombardia la sanità dovremmo governarla completamente noi. E invece c'è questa quota qui legata proprio allo Stato centrale. Che poi è una quota relativa al mantenimento della sanità nelle altre regioni di fatto. Sì, alla fine sono quelle quote che poi dopo lì attenzione, perché poi quello è un altro capitolo ancora, perché poi esiste il fondo di perequazione nel campo sanitario e la Lombardia negli ultimi 10 anni ha dato 34 miliardi di euro alle altre regioni per sistemare come fondo di perequazione, solidarietà, chiamatelo come volete. Poi chissà perché gli abbiamo dato 34 miliardi di euro, poi le altre regioni fanno i buchi e poi i pazienti delle altre regioni vengono curati da noi in Lombardia. Esatto. Quindi siamo proprio dei pirla, questa è la verità. Ma infatti io lo dico sempre che la colpa alla fine è dei lombardi, che non vogliono aprire gli occhi e non vogliono capire qual è la reale situazione. Speriamo che mettendo questi maxi schermi si diano una svegliata, magari vedendo tanti zero, tante cifre enormi. No, infatti tra l'altro c'è già un sito www.l'intraprendente.it che in una sua sezione laterale, grazie all'associazione Color 44, perché è vero, mette in evidenza questo contatore. Poi loro quantificano il residuo fiscale addirittura più alto, cioè lo quantificano in 50 e passa miliardi di euro, 56, 57. Però per amor di Dio adesso non stiamo qui, e che siano 47, siano 57 o sia una media, che siano anche solo 50 o 52, il concetto non cambia. È un furto tremendo dello Stato centrale. Esatto. E noi vogliamo mettere a conoscenza a tutti i cittadini lombardi che lo Stato romano ci frega e ci deruba tutti gli anni di un sacco di miliardi di euro. Queste sono le cose che dobbiamo guardare, mica quelle cagate, scusate la parola, domenica pomeriggio, che alla fine leggiamo sui giornali come gli sprechi, il viaggio, il rimborso e quelle menate lì. Queste sono le cose che dovremmo guardare. Assolutamente veramente. d'accordo. Ma purtroppo, come sempre,
si guarda la pagliuzza e non si vede la trave che arriva in testa. Fa più notizia la pagliuzza. Vogliono che sia fatta così. Max, in chiusura, quando potremo vedere questi schermi? E adesso il presidente Maroni e la giunta si attiveranno con il loro ufficio di comunicazione. Adesso una data precisa non c'è, però insomma speriamo che nell'arco di il tempo tecnico, perché poi insomma non è neanche semplice, perché quando metti il Max Sistema non è che puoi prenderlo tu come vuoi, bisognerà fare, suppongo io, un bando, magari c'è anche qualche società interessata a cercare di farci anche risparmiare per non farci spendere soldi, magari fare un'offerta più vantaggiosa, così nel frattempo si fa anche pubblicità, però insomma penso che per fare una cosa del genere occorra fare un piccolo bando, quindi si sta mettendo perché la spesa comunque è una spesa molto risibile, stiamo parlando sì. Un po' come il tuo famoso conto di 30 milioni recuperabile in mezza giornata. Ecco, esatto, bravissimo, avete detto bene. Comunque insomma speriamo nel giro di un mesetto di vederlo già sul Palazzo o il Pirellone o Palazzo Lombardia, che sia ben visibile per tutti. Va bene Max, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona domenica e una buona Padania, assolutamente. Grazie anche a voi, buona trasmissione, buona continuazione, buona domenica e buona Padania a tutti, e vi ringrazio ancora per avermi telefonato. Grazie a te. Ciao Max. Ciao. Avanti ragazzi. Grazie, ciao. Allora Fulvio, sicuramente un intervento interessante, speriamo che magari si capisca, anche perché la nostra amica Lady Like Moretti ha aperto anche lei, visto che era candidata al Veneto, al discorso autonomista, ovviamente attaccando Zaia. Tralasciamo. Allora Fulvio, noi purtroppo oggi chiudiamo un attimino prima perché poi inizieranno le repliche, quindi ringraziamo tutti gli ascoltatori, ringraziamo di nuovo Massimiliano Romeo per quello che ci ha raccontato, e speriamo di arrivare al 17 con una risposta positiva finalmente. Esatto. Che è anche ora finalmente di parlare di Lombardia, perché non se ne parla più di tanto. Di Lombardia autonoma soprattutto. Sì. Allora Fulvio, noi ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che potranno vedere la registrazione sul canale di YouTube. La settimana prossima, domenica, siamo in onda al mattino dalle 10 alle 11. E niente, questa è la canzone dedicata a Laura di Monza, e niente, buona domenica e buona Padania a tutti. Ciao.